Ciclismo. Torna il Giro di Sicilia dal 28 settembre al 1 ottobre. Per l'occasione la Regione ha disposto la manutenzione straordinaria della viabilità in 8 province. Alla provincia di Agrigento sono stati destinati 320.000 euro. Per l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone il Giro di Sicilia diventa opportunità per risanare la viabilità. Una conferma questa dell'assessore che si interviene sempre in maniera adeguata in occasione di eventi particolari come appunto il ciclismo. Per il Giro d'Italia ad Agrigento, lo ricordiamo, è stato il Genio Civile a predisporre la segnaletica e ad asfaltare le strade. Peccato che la segnaletica nel centro di Agrigento stia quasi scomparendo e chissà che non venga ripristinata proprio in occasione del Giro di Sicilia. Comunque un'occasione da non perdere e da sfruttare al meglio, visto che con 320.000 euro qualcosa di utile si potrà fare.